In Formula 1 il pilota Sebastian Vettel ha vinto il Gran Premio dell'India. Il campione del mondo della Red Bull è sempre stato in testa ed ha chiuso davanti alla McLaren di Jenson Button, mentre la terza piazza è andata alla Ferrari di Fernando Alonso. L'altro ferrarista Felipe Massa, dopo il contatto con la vettura di Hamilton, è stato penalizzato con la rottura della sospensione anteriore sinistra ed è stato costretto a ritiro. Con l'11ª vittoria stagionale, Sebastian Vettel può ancora eguagliare a 2 Gran Premi dalla fine del mondiale il record di 13 successi di Schumacher. Team e piloti si erano fermati per un minuto prima della partenza per ricordare Marco Simoncelli, pilota romagnolo morto tragicamente sulla pista di Sepang, ed anche l'inglese Dan Wheldon, vittima il 16 ottobre 2011 dell'incidente a Las Vegas durante una corsa di IndyCar. Lo show era stato organizzato per promuovere le finali mondiali del Ferrari Challenge previste dal 3 al 6 novembre 2011 sul circuito del Mugello, dove potrebbero esserci anche Fernando Alonso e Felipe Massa. Una Ferrari di Formula 1 sui viali del Parco delle Casine di Firenze è stata spinta fino a 270 km/h e numerosi testacoda sul piazzale d'arrivo. Protagonista dell'esibizione fiorentina, il pilota Giancarlo Fisichella, che ha guidato 2 diverse monoposto del Cavallino, dando spettacolo davanti ad oltre 10.000 spettatori. Nel 31esimo Rally Contador, vittoria dei finlandesi Teemu Arminen e Tuono Niccola, portacolori del Motoring Club con la Subaru Impreza ST N14. Il rally siciliano si è concluso a Corleone e si è deciso alla fine della penultima prova speciale. L'equipaggio finico è passato in testa a 2 prove dal termine quando un problema al motore ha rallentato la Skoda Fabia dei norvegesi Andrea Mikkelsen e Olaf Lene, vincitori del trofeo Rally 2011 Terra e terzi sul podio, completato da Battistini su Peugeot 207 S2000. A Giardini Naxos sono andati in sella gli internazionali d'Italia Super Mare Cross Trofeo Gaetano Di Stefano, organizzati dal Motoclub Taormina. Nella loro terra i siciliani Antonio Mancuso nella MX2 e Manfredi Caruso nella 125 hanno festeggiato la conquista del titolo tricolore 2011. Gli altri titoli italiani del settore sono andati al laziale Felice Compagnone nella MX1 e dal calabrese Giuseppe Tropepe nel minicross. Una delle novità più importanti del Motor Show 2011, il Salone Internazionale dell'Automobile in programma Bologna Fiere dal 3 all'11 dicembre 2011, sarà Innovation Hall. È l'iniziativa speciale dedicata all'innovazione tecnologica allestita all'interno del padiglione 25. La manifestazione avrà come main sponsor Autostrade per l'Italia SPA ed è realizzata in collaborazione con ANFIA, l'Associazione Nazionale Filiere Industrie Automobilistiche. In mostra ci sarà il futuro dell'auto attraverso l'esposizione delle più innovative tecnologie legate all'ambiente, alla sicurezza, all'informabilità, all'infotainment e alle strutture capaci di accogliere queste innovazioni. Nel Mondiale Superbike 2012 il pilota Eugene Laverty, 25 anni, correrà nel team interno Aprilia al fianco del 5 volte campione del mondo Max Biaggi. L'irlandese è stato protagonista al suo debutto nel Mondiale Superbike appena concluso con il terzo posto finale che lo ha imposto come rivelazione dell'anno. Eugene Laverty ha firmato con Aprilia Racing un contratto biennale. Nei test svolti a Portimao lo scorso 18 ottobre il pilota irlandese ha dimostrato un grande feeling con l'Aprilia RSV4 staccando il miglior tempo.